rivolgo il mio saluto e il mio augurio a tutti voi proprio perché il tempo del Natale richiama sempre dei sentimenti molto profondi nel vissuto di ogni giorno, sentimenti di maggiore affetto, di maggiore cordialità, di maggiore amicizia sociale anche, non soltanto come evento religioso. Tutti sappiamo il momento difficile per tanti motivi che stiamo vivendo, attraversando, momenti che lasciano anche molto turbati e pensosi riguardo anche al prossimo futuro. Ciò nonostante, proprio per questa ragione, abbiamo bisogno di celebrare il Natale in modo molto umano, cioè concreto. Il mio non è un augurio solo istituzionale, non lo è in modo formale, ma è la prossimità anche della Chiesa verso la vita di tutti i cittadini, di tutti i fedeli, di tutte le famiglie, di ogni comunità. Il Natale non è un momento di evasione o di estraniazione dalla concretezza della vita di ogni giorno. Il Natale è proprio la presenza di Dio dentro la concretezza umana. Lui viene per noi, non viene per se stesso. E che cosa ha da dirci il Natale? Forse c'è una domanda che ci brucia un po' nell'animo, ma in 2000 anni di cristianesimo è cambiato qualcosa nella società in meglio? Il cristianesimo è davvero riuscito a migliorare la vita della persona? Nei secoli si sono alternati tanti dittatori, tante ideologie che hanno portato dei nuovi messianismi con l'annuncio di risolvere i problemi dell'uomo. In effetti li hanno cambiati questi problemi, ma peggiorandoli con la morte di milioni di persone e di fame e di solitudine e di disperazione soltanto aumentate. Noi abbiamo bisogno del cristianesimo che, come ci dice Gesù, è una presenza come lievito e fermento nascosto e umile che però trasforma la società se davvero accogliamo il mistero di Dio dentro la nostra vita. A me piace pensare il Natale come l'inizio di una partita di calcio. Ecco, Dio che scende per entrare in campo, viene a svolgere con noi la partita che riguarda la salvezza dell'umanità. Bisogna vincere questa partita. Dio non fa il giocatore, fa l'allenatore. Il giocatore siamo noi. Lui ci allena, ci istruisce, ci rafforza nella volontà, nei buoni propositi, nella parola che ci salva, che ci cambia, che ci migliora per affrontare una partita difficile. Non possiamo stare né in panchina né sugli spalti come tifosi, magari per fischiare o applaudire. Dobbiamo stare in campo. Dio ci allena, ma tocca a noi giocare questa partita. È una partita, permettetemi di dire, che la nascita di Gesù ci assicura è già vinta, ma bisogna giocarla. L'augurio è di vivere il Natale e non solo il Natale, proprio con questo impegno che è di tutti e di ciascuno. Auguri di vero cuore a tutti quanti.